Un confronto urgente con la Regione sul passaggio di gestione del servizio idrico e di depurazione del Consorzio Industriale di Macomera ad Abbanoa per capire quali siano le nuove condizioni tariffarie che saranno applicate alle aziende insediate a Tossilo e Bonuttrau. È quanto scrive in una nota Roberto Borgnoli, presidente della Confindustria della Sardegna Centrale. Le condizioni tariffarie previste dal nuovo contratto di servizio, che entrerà in vigore il 1 giugno, scrive il presidente Borgnoli, prevedono costi record per le aziende con incrementi che potrebbero sfiorare fino a oltre il 400%. Da alcune proiezioni fatte, le variazioni di costi sono ingenti, con fatture a carico di ciascuna azienda in rialzo di diverse decine di migliaia di euro. Occorre fare il possibile, prosegue il responsabile della Confindustria Nuorese, per evitare questo salasso che avrebbe ripercussioni pesanti sulla competitività delle imprese, soprattutto di quelle più strutturate e con una maggiore capacità produttiva. Senza alcun preavviso, sottolinea la Confindustria della Sardegna Centrale, le aziende di Tossilo e Bonuttrau si trovano costrette a sottoscrivere un nuovo contratto di servizio e da un mese all'altro vedono quadruplicare i costi aziendali senza che a ciò corrisponda alcun miglioramento del servizio. Tra l'altro il costo del passaggio al nuovo gestore Abbanoa è stato scaricato sulle aziende, sottolinea Borgnoli, cui è stato chiesto il pagamento di una cifra forfettaria per la voltura. Per questo, conclude il presidente Borgnoli, chiediamo alla Giunta regionale di fare chiarezza sulle nuove condizioni tariffarie e sulle azioni e misure che si intendono intraprendere al fine di evitare l'aumento delle bollette a carico delle aziende a Tossilo e Bonuttrau e in tutte le aree industriali in cui si sta discutendo il passaggio del servizio idrico integrato al gestore unico Abbanoa.